Pronto? Sì, pronto? Pronto? Sì. Voglio fare così al sindaco. Prego, prego. Allora, signor sindaco, un fatto di Piazza Ferrari abbiamo suonato. Da cui che ha chiamato prima. C'è la stessa cosa sulle vicine. Ma sta in un problema. Io non sono giovanetto. La domenica sono costretto a stare in casa perché alla nave non giusta. Come ti infesto forte. Grazie tanto, se lo potete fare con il cuore, vi ringrazio. Come si chiama? Enzo, Enzo carissimo, la tua telefonata è una meraviglia, primo perché è in dialetto barese e quando io sento il mio dialetto ovviamente mi si apre il cuore. e io faccio lì con mia moglie, dice che non si parla così, col No, sindaco tu lo parli con grande signorilità e con grazia il dialetto. Il dialetto è sacro, diglielo a tua moglie. Senti, niente, volevo dirti questo, che naturalmente la domenica la navetta la sospendiamo per risparmiare. Lo so. E questo è il problema, perché c'è meno traffico e il costo invece sarebbe lo stesso se noi la tenessimo aperta. Però mi rendo conto che potrebbe essere utile, ma tu dove abiti, Enzo? A Iatigia, vicina a... Però gli autobus normali ci sono, è un po' più lunga l'attesa. E un biglietto, dove c'è per? Vabbè, un biglietto te lo fai il giorno prima al giornalaio. Ma solo al rischi a è perché tu la navetta non la paghi. Però Michele, tu... €1. È €1, però tu la navetta dovresti parcheggiare la macchina, non... sì. E tu non la parcheggi di la verità? No. Sì. Sì? Sì, come no? È della stessa cosa, tu parcheggi la macchina e prendi l'auto, la domenica è un giorno alla settimana. Vabbè. Va bene? Grazie comunque. No, grazie a voi. Ciao. Però Michele, io ho detto, spettacolo. io ho detto domanda a secco, risposta a secco, tu mi fai i dibattiti proprio. Vabbè, ma questa era una meraviglia. Va bene, va bene. Andiamo avanti. Vito Palermo, buonasera, ti scrivo questa lettera nel tentativo di avere una mano dal nostro Ti posso sindaco. dire una cosa? Sì. Io, come è noto, la sera non vado mai da nessuna parte, cioè, come posso dire, non frequento. Non sei un mondano. Non sono mondano, non vado a casa di nessuno, non vado alle feste, ringrazio sempre tutti, intendiamo, sono contento quando mi invitano, ma adesso non mi invitano neanche più, proprio perché sanno che io preferisco stare, vivo come quando ero magistrato, no? Cioè molto, molto ritirato. Naturalmente c'è un problema che probabilmente dipende dal fatto che io riesco ad avere rapporti soprattutto con le persone così, cioè con quelle persone che ti incontrano, ti dicono le cose, ti vengono in cosa, si incavolano pure, intendiamoci, tant'è che pure io poi mi incavolo con loro, perché vivono la città in questa maniera più semplice, io sono il sindaco forse un po' di più di questa parte della città, io mi scuso con quelli, diciamo, diversi dal popolo di questa città, però questa gente a me mi dà la motivazione anche per soffrire ogni giorno questo ruolo bellissimo ma anche molto duro da svolgere. Mia figlia ti invita al matrimonio suo il 10 luglio. Va bene. Devi venire. Va bene, chi è al telefono? Pronto? Buonasera, sono Buonasera. Rossella dal Comitato San Giorgio. Buonasera. Rossella, tu avevi promesso che mi davi una videolettera. Sì, arriva. Grazie Miki, grazie D'accordo. mille. Allora, una domanda. Allora, siccome non ne faccio domande, perché tanto ormai conosco le risposte, sindaco. No, però... Ok. Se le vuoi... uniche due strade, no, conosco anche le novità. Allora, parliamo delle uniche strade allora, pubbliche. parlane tu delle novità, dai. No, l'ultima puntata avete detto che stavate provando per la strada, per la SS16, che si stava Abbiamo facendo una un piano conferenza di servizio urbanistico. tra pochi giorni. Perfetto, che si stava facendo un progetto urbanistico per quanto riguarda la riqualificazione del Elio quartiere. Sanicandro, mi pare. Quindi adesso, benissimo, noi Li continueremo ho a messi incontrarli. tutti al lavoro, Rossella, col Perfetto, senso di io colpa. siamo felicissimi per questo. Infatti non parliamo di No, dico riqualificazione col di senso di quartiere. colpa che io ho nei vostri confronti, te lo dico chiaro. No, vabbè. Anche a nome di chi mi ha preceduto, però è giusto che il sindaco Ecco. di Bari ammetta che Ma noi infatti la abbiamo dei colpa torti non è nei mica vostri tutta confronti. sua, è anche di coloro che sono venuti prima di lei. Diciamo che c'è stato proprio un lasciaffare totale in questi ultimi anni. Va bene, però noi parliamo del presente, parliamo anche del futuro, ok?
Allora, il punto è questo, uniche due strade pubbliche di San Giorgio, via Madonna della Stella e Lungomare. Vogliamo iniziare di lì? Vogliamo provare ad illuminare un po' di più il Lungomare perché è molto molto buio. E vogliamo provare ad asfaltare via Madonna della Stella, che è una strada di grande percorribilità, perché essendoci la parrocchia, la domenica ovviamente doppio senso, non asfaltata, senza marciapiedi, senza dei dossi dove potrebbero far rallentare le macchine perché i bimbi se escono asfaltiamo lì. vanno ancora più veloci, i dossi non li possiamo mettere perché il codice della strada non lo consente, però l'asfalto lo mettiamo. Dei cartelli, l'impianto bambini di in uscita, illuminazione, in modo tale da dare anche un senso di civiltà a chi percorre quella strada. sicuramente, l'impianto di illuminazione sul lungomare è più complicato, però l'asfalto è un'operazione che si può fare, ma ci sono molte buche? Tante, Va bene. troppe. Va bene, grazie Va bene. Rossella. Io Buona devo giornata. dire che il Comitato San Giorgio è molto ben organizzato perché No, c'è anche un sacerdote molto bravo che su Facebook addirittura hanno messo tutte le botte risposte che c'è stata anche fra di noi qualche puntata fa su queste questioni. Ma sono tutte e hanno persone chiesto molto agli attive, altri, molto agli altri di attive. intervenire, di commentare quello Ed che è quella c'è stato detto. diciamo, la cosa che rende ancora più pesante attendere. Stavo leggendo una lettera di Vito Palermo, nel tentativo mi rivolgo alla sua persona per difendere l'impegno della circoscrizione Carrassi-San Pasquale nel tentativo di migliorare la condizione di Borgo Belora, che io non so dove sia purtroppo. Come potete leggere dagli allegati, nonostante i diversi anni in cui abbiamo iniziato a reclamare i nostri giusti diritti, si è arrivati al 2008 dove una delibera della circoscrizione impegnava il Comune ad assolvere a tutti i bisogni non ottemperati dall'impresa costruttrice. Nel nostro borgo, dove non sappiamo se la strada è pubblica o privata, dove paghiamo la pubblica illuminazione, dove i marciapiedi non sono a norma, dove non ci sono scivoli per disabili, dove manca la segnaletica, non abbiamo sensi di marcia stop, strisce pedonali, dove i bimbi rischiano di essere investiti per la velocità delle auto, mancanza di limiti di velocità e dissuasori, dove la manutenzione del verde è a nostro carico, dove abbiamo un cantiere che rimarrà tale, con problemi di zanzare, topi e cani randagi, dove pur avendo una caserma dei carabinieri a 50 metri dobbiamo chiedere la cortesia agli amici carabinieri di passare ogni tanto per avere un minimo di senso di sicurezza, dove il Comune ci chiede anche di pagare il passo carabile, mi domando, cosa bisogna fare per essere trattati come cittadini di una città che si chiami tale? Perché a fronte di una delibera nessuno si è mosso? Certo di una sua risposta, visto che la pubblica amministrazione non è in grado di rispondere alle mail, la saluto cordialmente, Vito Palermo. Beh, il signor Palermo dice una serie di cose tutte inesatte, le email se vengono mandate ci sono sempre delle risposte. In ogni caso la prima cosa che bisogna fare è evitare di comprare casa dalle persone sbagliate, perché è chiaro che se uno si fa una lottizzazione privata e poi dopo il privato non fa tutti i passaggi che vanno realizzati per consegnare la casa, cedere le strade al Comune e ottemperare a tutte le condizioni di lottizzazione, è chiaro che la collettività non si può fare carico degli errori compiuti dai singoli privati. Rimane il fatto che la circoscrizione non può sbrigativamente fare una delibera nella quale demanda al Comune la risoluzione di questi problemi, perché è una deliberazione demagogica, perché è chiaro che nel momento in cui una impresa non riesce a completare i lavori, non li fa a regola d'arte e il Comune non li prende in consegna, perché se i marciapiedi non hanno gli scivoli per i disabili e l'impresa era obbligata a realizzarli, il Comune non può prenderli in carico per ovvi motivi, no? Perché sennò noi dovremmo poi intervenire col denaro pubblico della collettività su una cosa che doveva essere fatta da un privato. E siccome il Comune deve rispettare la legge, la situazione è questa, o il condominio dei proprietari di Borgo Belora si mette insieme e surrogandosi al proprietario del lottizzante non realizza tutte le opere che erano previste dalla convenzione di lottizzazione, oppure il Comune non prenderà mai in consegna né strade, né marciapiedi, né impianto di illuminazione e ovviamente questo significa che l'area rimarrà connotata come un'area privata che non può essere spazzata, non può essere sorvegliata, come tutte le aree private.